E non ce l'ha fatta purtroppo ieri l'Italia contro il team India 2, i giocatori erano veramente fortissimi, purtroppo così come abbiamo dato un 3-1 alla Norvegia, questa volta siamo stati costretti a subire un 3-1, d'altronde l'India 2 è una delle squadre favorite insieme agli Stati Uniti che in questo quarto turno c'è stata una sconfitta in prima scacchiera di Caruana da parte di Abdusattorov con il nero, e noi sappiamo a questi livelli quanto sia importante. Dunque, dopo questa sconfitta, dato che siamo ancora ai primi turni, la classifica si deve ancora stabilizzare e dopo questa amara sconfitta l'Italia scende in 27esima posizione. Non ci dobbiamo assolutamente disperare perché siamo ancora nei primi turni e il torneo è tutto da giocare. Ti ricordo che sono 11 lunghissimi turni. Oggi tra l'altro la partita sarà su carta piuttosto semplice perché gli avversari che andremo a sfidare saranno l'Uruguay, dove schierano due gran maestri, un maestro internazionale e un maestro FIDE, mentre noi abbiamo 4 gran maestri di livello assolutamente rispettabile. Quindi sperando in una vittoria, sperando di risalire la classifica, e si sa, più sale la classifica, poi più andrai a sfidare avversari temerari. Ci aggiorniamo nelle prossime edizioni di questo TG.